Siamo nel bed and breakfast alla casa di campagna. Vittoria, tu sei la presidente, la mega presidente della Proloco di Combai. Volevo tracciare con te un bilancio di questa edizione, di quest'anno, del 2016, di Verdino. Beh, per quanto riguarda questa manifestazione è stato secondo me un successo, sia nelle passeggiate enogastronomica, quella di Sbecotando, che abbiamo avuto più di 700 partecipanti. Che non sono mica pochi, voglio dire. No, perché per noi che siamo pochi, certo, nell'organizzazione, certo, perché è un paese piccolo, e ogni serata, quelle a tema, sono state proprio un successo, sia quelle delle erbette spontanee e soprattutto anche la degustazione che abbiamo fatto ieri sera con il verdicchio e il verdiso e il moro. Ecco, allora andiamo subito, perché questa è la manifestazione che ci ha incuriosito, perché è un po' nello spirito di Borghi Europei del Gusto, l'incrocio, lo scambio con altri territori, no? In questo caso Moro d'Alpa, sì, in provincia di Ancona. Sì. Come avete abbinato il verdiso e il verdicchio? Beh, abbiamo abbinato il verdiso con un piatto di polentina e baccalà mantecato. Poi il verdicchio l'abbiamo abbinato con un petto di tacchino su un lettino di lattuga e il moro, il lacrima, che ha il profumo di rosa. Abbiamo fatto un risotto con i petali di rosa e erano le stesse rose del profumo del vino. E penso che Stefano sia rimasto, l'azienda agricola Mancinelli, sia rimasto piacevolmente sorpreso da questo. Sì, infatti ha detto che anche lui ha detto che non aveva mai incontrato un gusto così perfetto del suo vino, e credo che abbia fatto un successo, insomma. Annotazione redazionale: la cuoca è stata la Vittoria, si è esibita non solo come presidente della Proloco, così. Quindi un bilancio del tutto positivo, insomma, nonostante che il tempo non sia stato proprio clementissimo. Beh, ma insomma il bacino nostro certo, è anche piccolo, perché è una mostrina, è proprio veramente una degustazione del vino. La nostra non è una sagra, certo, questa è una bella, sì, è una manifestazione, è una chicca nella primavera del prosecco, certo, penso. Certo, sì, è veramente si contraddistingue. Sì. Bene, adesso il prossimo appuntamento, lanciamo il ponte verso il domani. Sì. Beh, domani abbiamo una passeggiata sempre nei boschi di Combai, che si fa teatro nel bosco. In pratica ci sono degli attori che recitano, che fanno partecipare anche i bambini, eccetera, sia nella poesia che nelle favole. Certo. Abbiamo il bosco incantato, percorreremo quello, che è sempre molto interessante, con tutte le sue statue mitologiche, e poi arriveranno alla fine che faranno un laboratorio là vicino al Proloco, insomma, sì. La prossima manifestazione, poi chiuso il verdiso, archiviato il verdiso, cosa ci aspetta dal Proloco di Combai? Beh, dobbiamo aspettarci ancora la festa dei marroni, che è tradizionale. Sì, ma che poi tra i preparativi questo e l'altro, e poi le ferie e le vendemmie, ci vuole tutto il periodo, insomma, sì, ecco, sì. Qualche idea, qualche ideuzza che c'hai per la testa, della tua creativa testa per quest'anno per la mostra dei marroni? C'è qualche idea particolare o siete ancora in... No, ancora non abbiamo niente, anche perché non lo dico, perché altrimenti mi copiano. Certo. Bene, ricordatevi, Combai, il comune è quello di Miane, Proloco, dal bed and breakfast alla casa di campagna. Vi saluto e al prossimo appuntamento. Vittoria, la presidente della Proloco di Combai, ci combina sempre qualche sorpresa, diciamo così, no? E la sorpresa è che ogni anno la manifestazione Everdiso ospita borghi e territori di altre regioni italiane. Questa volta è toccata alle Marche, la provincia di Ancona, esattamente a Morro d'Alba. Abbiamo uno dei più grandi produttori marchigiani italiani, ve lo dico perché conosco già il vino, ho avuto modo di berlo altre volte, Stefano Mancinelli. Stefano, prima di tutto, due parole su Morro d'Alba, questo piccolissimo paese, quanti abitanti ha? Siamo intorno ai 1.800-1.900 circa. Quindi non siamo molto diversi da Combai, vero Vittoria? Siamo più o meno là, siamo. Okay. Quali sono le caratteristiche? È in collina? È in collina, da noi le colline sono, diciamo, medie colline, un po' tipo, diciamo, panettoniche. Certo.
possono arrivare intorno ai massimo 200-250 metri, dolci, pendenze. Infatti proprio uscendo poco fa notavo le colline qui intorno dove anche le linee sono messe, Proprio, sì, da noi sono messe tutte nel senso di massima pendenza, invece qui chiaramente per motivi tecnici sono messe nell'altro senso. Ed è un borgo storico. È un borgo storico che soprattutto ha una caratteristica che non è stata, io dico colpevolmente, mi permetto di dire, mai usata per farci conoscere, oltre al vino che si chiama con lo stesso nome del paese, eccetera. A Moro d'Alba esiste un camminamento storico di Ronda del castello, perché è un piccolo castello, un piccolo borgo, dove esiste appunto questo camminamento, che si vede come camminamento di ronda di guardia del castello, che è praticamente quasi interamente coperto, meno un piccolo pezzetto che è stato poi rovinato, distrutto durante la seconda guerra mondiale e non è stato ricostruito. Tutto il resto è un camminamento, ripeto, dove si fa una passeggiata a 360 gradi e aperto con dei finestroni, si vede il panorama a 360 gradi, quindi si va dai Sibillini al Monte Conero, al mare, Proprio tutte quelle beltà che avete. E sarebbe sicuramente una cosa da proporre, perché appunto è l'unico esempio in Italia e, ripeto, abbinato al vino e abbinato alla particolarità del prodotto eccetera, potrebbe essere uno stimolo a farsi conoscere, cosa che purtroppo, ripeto, non voglio essere cattivo, ma non è stata mai usata in senso positivo. Questo purtroppo è una delle storie tipiche della nostra Italia. Abbiamo il ben di Dio, sì, e grazie alla politica soprattutto, anzi grazie, per colpa della politica non si riesce mai a realizzare una promozione che sia, o se no bisogna avere personaggi come Vittoria, voglio dire, è una scatenata. Sicuramente no. Abbiamo visto quello che è capace di fare. Certo. Io sono stato anche nei tempi passati presidente del consorzio di tutela, ho sempre detto facciamoci conoscere per tutte queste cose particolari eccetera, e adesso lo dico senza presunzione. Moro d'Alba, il problema è che non è in Toscana, perché in Toscana hanno sicuramente altre mentalità, altre teste e avrebbe tutte le potenzialità per essere tipo Montalcino, tipo Montefalco in Umbria o tipo Montepulciano. Quindi voi capite. Per darti l'idea, ieri mi chiama un carissimo amico di Piazza al Cerchio, l'Alta Garfagnana, dicendo guarda che facciamo una nuova festa sul grano saraceno, ti vogliamo qua con la troupe, vengono anche i colleghi della Stampa di Torino, del Corriere della Sera, è un paese più o meno come Moro d'Alba o come Combay di Miane, voglio dire, no? Ecco, loro hanno questa capacità di muoversi, di sempre volontariato, perché non è che ci sia. Certo. Hanno una marcia in più. Sì, I veneti e i marchigiani in questo senso hanno molto in comune, no? Laboriosi, ma purtroppo un po' chiusi. Un po' chiusi, è vero. Un po' chiusi. È vero. Beh, questo chiaramente lo dico soltanto perché se fosse tutto evoluto come appunto auspico, e ho sempre auspicato, Moro d'Alba, ripeto, potrebbe essere stato come i centri che ho prima detto, e quindi chiaramente con un indotto di turismo, di gente che poi alla fine avrebbe valorizzato il tutto, le proprietà, i terreni, le case e tutte le persone che vivono nel territorio sicuramente. Adesso veniamo alla tua azienda, dopo comunque riprendiamo il discorso, perché la nostra trasmissione, l'Italia del Gusto, è una trasmissione che appartiene alla rete di borghi europei del gusto, che è un progetto europeo che collega i borghi minori, quindi senza volere stiamo facendo un discorso proprio a misura, dopo ti dirò come possiamo fare. Allora, come nasce l'azienda Mancinelli, come si è evoluta e quali sono i prodotti? Allora, l'azienda Mancinelli nasce, diciamo per scherzo, un po' per gioco se vogliamo, perché mio padre, e poi lo dico per inciso, purtroppo è mancato pochi mesi fa, che faceva poi tutte altre cose, perché era sia insegnante che commercialista, madre pure insegnante, e aveva soltanto il lobby, diciamo, del vino, della cultura della vita, eccetera. Praticamente assisteva il contadino di casa che portava al proprietario quei 10-15 quintali di uva all'anno, e il proprietario faceva il vino per casa, ecco, in poche parole. E lui si era appassionato a questo discorso, l'ha sempre amato, eccetera, e essendo andato in pensione poi dal lavoro in un'età abbastanza avanzata al contrario, scusate, abbastanza giovane, e si è dedicato al suo hobby, al suo giocattolo, tanto per dirsi. Io l'ho seguito prima studiando agraria, poi appassionandomi a quello che era il suo gioco, è diventato anche il mio lavoro e soprattutto sottolineo anche il mio hobby, perché per me è una passione. È una passione. E poi c'è già la terza generazione di Mancinelli. C'è già la terza generazione che lavora già con noi da circa 6 anni, Luca. E che ti accompagna anche nelle tue scorribande, diciamo. Sì, no. Ecco, tu che mi accompagni, no, in genere ce le dividiamo, perché poi partire tutti e due insieme, appunto mancando anche mio padre, bisogna uno deve rimanere lì. E quindi
quindi ecco, ci si divide un po' le cose, infatti stasera appena tornerò lui avrà un'altra manifestazione. Parliamo subito dei vini allora, prima di tutto. Tu poi hai presentato i Allora, vini fondamentali. Morro d'Alba, come dice poi lo stesso nome, è la patria dell'Acrima di Morro d'Alba. Vitigno autoctono conosciuto praticamente da sempre, se ne parla dicono che Federico II, lo stavo già raccontando ieri sera alla manifestazione, Federico II nato a Iesi, casualmente perché dicono che la madre fosse di passaggio, abbia già bevuto ai suoi tempi l'Acrima di Morro d'Alba. Adesso a parte questo che sicuramente è un po', ecco. È un vitigno autoctono tipico di quella zona. Un vitigno che fino alla fine degli anni 70, primi anni 80 si stava praticamente perdendo per motivi di tecnica culturale, tipo di vinificazione e di altre cose. Per cui dando abbastanza problemi gli stessi vinificatori, produttori locali si stavano un po' disamorando al discorso. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere un sindaco, e dico Franco Fava perché sicuramente il merito è praticamente tutto suo, di questa rivalutazione. Si è impegnato, e dico politicamente perché eravamo arrivati ad avere non più di 6 ettari e mezzo, 7, e si è impegnato ad avere la DOC. Dopo 3 anni di sofferenze ci è riuscito perché con una superficie così piccola, e poi adesso siamo in Veneto. I piemontesi si erano opposti per il discorso dell'alba, Morro, la Morra, Alba, che questa concomitanza che avrebbe potuto dare adito a qualche malinteso, confusione. Per cui per 3 anni ha lottato per riuscire a avere questa certificazione. E ci è arrivato allo scopo nel 1985 e da lì, soprattutto mio padre, io esistevo chiaramente già, ma comandava più lui, se si può dire così, e abbiamo deciso di impegnarci particolarmente nel dargli una veste differente e migliore, quindi abbiamo cercato anche studiando di vinificare in maniera differente per risolvere anche quei problemi che, ripeto, stava dando in fase di vinificazione classica normale, e abbiamo cominciato a venderlo soltanto ed esclusivamente in bottiglia per quanto riguarda la nostra azienda. È stata una scelta precisa. È stata una scelta precisa e piano piano, chiaramente partendo dal nulla si può dire, perché mi ricordo che il primo anno che abbiamo imbottigliato, che è stato appunto il 1985, abbiamo fatto circa 4.000 bottiglie. Tra le altre cose, Vittoria ieri poi si è inventata questo abbinamento con risotto di rose, che è stata una cosa straordinaria. Ieri sera è stata una cosa fantastica, che veramente entrerà nella mia piccola storia, non dimenticherò più, certo, perché è stata veramente una sorpresa. Questa è rosa poi proprio. Esattamente, quella rosa lì. Certo. E sì, facciamo riferimento alla rosa perché la caratteristica dell'Acrima è avere questo profumo molto spiccato di rosa, di viola, di frutta rossa del sottobosco. Il tutto abbinato a una morbidezza, una delicatezza, perché tanti vini rossi, oserei dire anche la maggior parte, sono anche abbastanza poi corposi, certo, intensi, non voglio dire ruvidi in senso negativo, però cose importanti. Il Lacrima questa struttura importante non ce l'ha, perché è un vino, se vogliamo, fondamentalmente morbido, delicato, non per niente ha il nome di essere un vino adatto molto alle donne, piace alle signore, eccetera, perché non è di quei vini impegnativi, ripeto, che richiedono, capito? E ecco, grazie a queste caratteristiche, che io dico sempre lo rendono unico, perché se vogliamo, poi l'ho detto anche ieri sera, quando un signore assaggia il Lacrima, lo memorizza, poi si può trovare avanti veramente a 100, potrei dire 1000 bicchieri di vino rosso anonimi, ma se conosce il Lacrima mette il naso in quel bicchiere e riconosce il Lacrima. Del verdicchio ovviamente si sa quasi tutto, però vorrei che raccontassi il tuo verdicchio. Ma il mio verdicchio, che posso dire, siamo nella zona, o meglio nella sponda sinistra dell'Esino, perché la zona del verdicchio comprende la vallata del comune dell'Esino, che è un pugliese che fa da centro, diciamo, e la zona, ripeto, si divide in sponda destra e sponda sinistra, chiaramente. Il mio è nella sponda sinistra, per cui ha caratteristiche leggermente differenti, come tutti quelli che stanno chiaramente da quella parte, rispetto all'altra. Dico l'altra perché l'altra è quella un po' più conosciuta. La differenza è un po' più morbidezza, un po' meno acidità, un po' meno profumi e più forse rotondità e equilibrio rispetto all'altra, con tutto il bene che posso volere chiaramente, che è dove il vino molto, normalmente parlo chiaramente in senso lato generale, poi ci sono sempre delle eccezioni,
dove il vino è normalmente un po' più acidulo, un po' più profumato, un po' forse meno equilibrato. Certo. Ma poi l'azienda produce anche dell'ottimo olio. L'azienda produce olio perché il mio bisnonno nel 1878 aveva già un frantoio, questo risulta da libri di Moro d'Alba dell'epoca, e poi il frantoio in famiglia c'è sempre stato, per cui la differenza macroscopica è che una volta si lavorava, si trasformava l'oliva degli altri in olio, non avendo noi proprietà, e attualmente invece lavoriamo quasi esclusivamente la nostra, abbiamo 2000, cioè quasi 500 piante, non è male, e non tutte produttive ancora, ma ci siamo quasi, e soprattutto lo usiamo, ripeto, perché poi è uno dei fattori fondamentali per poter lavorare l'oliva sempre appena raccolta, è una delle cose fondamentali, ripeto, per produrre olio buono. Quindi avendo il nostro impianto, la mattina si raccoglie, a mezzogiorno si lavora, il pomeriggio si raccoglie e la sera si lavora. Certo, direttamente. E infine i distillati anche, che vanno ricordati anche per i Distillati spendo una parola in più per un amico carissimo che poi non è veneto ma è vostro vicino trentino, Mario Poyer, che molti di voi conosceranno, Poyer e Sandri, esattamente. Ho detto no, ho detto solo Mario perché certo, lo conosco da 30 anni e lui mi ha sempre detto tu devi distillare le tue vinacce. Io mi sono sempre inizialmente non opposto, però avevo qualche dubbio, qualche remora, perché chiaramente uno sente sempre dire no, esperienza ventennale per distillare, eccetera, eccetera, e poi lui invece mi ha convinto di una cosa che certo, oggi sono veramente straconvinto, che la qualità di un prodotto dipende sempre dalla qualità della materia prima. Una cosa è prendere vinacce e lasciarle, che ne so, certo, un mese in mezzo a un campo e distillarle dopo 2 mesi. Una cosa è prendere le vinacce oggi, svinare il vino, certo, togliere la parte liquida che va certo, a formare il vino chiaramente, prendere le stesse vinacce e distillarle oggi o massimo domani. Sempre fresco, diciamo, tra virgolette. La qualità di un prodotto fa la qualità della materia prima. È diventata un po' una battuta mia, il bravo trasformatore è quello che non fa danni. Ok. Le reti di borghi del gusto delle nostre trasmissioni sono già occupati molte volte delle marche, i servizi del Campofilone, tanto per dire le grandi paste, i maccheroncini, quel personaggio Rossi scatenato con una fantasia enorme, anche lui alla conquista del mercato americano tra le altre cose, quindi sei stato a New York anche te recentemente. Sono tornato la settimana scorsa. Com'è andata? Bene. Bene, sì, ci si muove, no? Ci si muove. Poi Bruno Bravetti, un giornalista, capo gabinetto del comune di Ancona, che era dell'Accademia dello Stoccafisso, delle Baccarà, che scriveva del Baccarà, è stato nostro ospite, ha presentato anche, abbiamo fatto un match tra Baccarà nostro e Baccarà Anconetana, diciamo così, no? Insomma, sono state tanti, la collaborazione con l'associazione Ferrovia Valle del Metauro, che adesso è chiusa e ci si sta battendo per riattivarla da Fano ad Urbino praticamente. Insomma, sono state tante le occasioni in cui abbiamo potuto collaborare. Ecco, noi vorremmo riuscire, vorremmo farti anche un ulteriore regalo oltre a questa serata che Vittoria e la Proloco di Combay ti hanno dato, no? Ci piacerebbe venire giù con la troupe dell'Italia del Gusto a Moro d'Alba, fare una visita al paese, poi venire in azienda. Là però mi devi far trovare un po' persone che producono oltre al vino anche delle altre cose, cioè io per fare una trasmissione ci vogliono 4-5 produttori locali, il panettiere del paese, il pasticcere, il salumaio, il sindaco, così. E noi veniamo giù una giornata, ci fermiamo e facciamo entrare Moro d'Alba, così come abbiamo fatto con di Combay, in questa rete il cui compito è soltanto quello di portare giornalisti e buona informazione ai territori poco conosciuti. Tu hai esordito dicendomi, e non ci siamo messi d'accordo su niente, no? E purtroppo questi borghi sono poco conosciuti. Bene, abbiamo una chance, grazie a Vittoria e alla possibilità che ti ha dato di venire qua a presentare i tuoi splendidi vini, i tuoi splendidi prodotti, di avviare anche un percorso in comune, così aggiungeremo un'altra situazione nelle Marche ai nostri amici, diciamo così, marchigiani. Ecco, spero che tu possa darci una mano. Va benissimo, io vi ringrazio di questo, è una cosa sicuramente bella e positiva che si può fare, trovare altri 3, 4, 5 produttori di altre cose. Mi impegno personalmente a farlo e non ci sono problemi. Magari quel giorno vediamo se Vittorio e il marito riusciamo a prenderli anche loro. Vediamo, magari quello non l'abbiamo detto, ma è sottinteso e mi auguro che possano venire e saranno miei ospiti. Ecco, anche perché tu hai, anche tu,
una sorta di bed and breakfast, ce lo vuoi raccontare? Sì, è stato l'ultimo dei, io dico giocattoli perché torno a dire, Certo. adesso senza nessuna presunzione, abbiamo la fortuna, io e la mia famiglia, di fare qualcosa che ci appassiona, ci piace, per cui ecco, quando uno fa qualcosa che piace è come se giocasse, no? Alla Certo, fine. è vero. E Non ci si accorge neanche di lavorare. Non ci si accorge di lavorare, lo si fa con più soddisfazione, con minor peso e spero di poter dire anche con maggiori risultati e migliori risultati. E quindi ecco, da ormai quanti sono? 3 anni circa. Avete fatto un bed and breakfast? Siamo nel quarto, sì, abbiamo più che altro sono degli appartamenti che affittiamo a uso turistico. Va bene. E essendo la struttura proprio nel centro storico del paese, quindi non avendo la possibilità di fare prati, giardini Certo. o piscine esterne, che oggi sono molto giustamente richiesti, abbiamo ovviato al problema dotando la struttura di una piccola spa, ma veramente piccola, dove c'è una sauna, un bagno turco e un idromassaggio. Bellissimo, proprio di tutto di più, insomma. Bene, allora sappiano i nostri telespettatori che faremo questa puntata a Morro d'Alba per conoscere l'azienda e per conoscere il paese, come facciamo di solito noi. Borghi ricchi di storia, gastronomia, cultura, ambiente, solo che non hanno le palanche, come diciamo noi, no, per fare pubblicità. Grazie a voi, al prossimo appuntamento.